Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di vigilia di mister Massimiliano Allegri. Come sempre chiedo di presentare voi e la vostra testata e di fare solo una domanda a testa. Come sempre iniziamo dal canale, grazie. Buongiorno mister, Edoardo Sì di Juventus TV. La Lazio sta attraversando un buon momento. Quali sono i punti di forza dei biancocelesti e quindi a che cosa dovrà stare attenta la Juve? Allora, prima di rispondere alla domanda ci tenevo in modo particolare a fare un grosso in bocca al lupo al presidente Silvio Berlusconi e gli mando un caloroso abbraccio con grande affetto, sperando di rivederlo il prima possibile. Per quanto riguarda invece la Lazio è una squadra che sta facendo un ottimo campionato, momentaneamente ha fatto 54 punti rispetto ai nostri 59, quindi è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato all'inizio, quando si contraddistingueva soprattutto per le sue grandi difese, e quest'anno la Lazio è la miglior difesa del campionato perché ha subito solamente 19 gol, 6 clean sheet, e quindi gli ultimi 6, e quindi per noi domani sarà una partita difficile e complicata. Buongiorno mister, Giovanni Albanese, Sport Italia, Gazzetta dello Sport. Le chiedo di Vlahovic, come lo ha visto, come sta, se è un po' nervoso per il fatto che non trova il gol e se domani potrebbe magari partire dalla panchina proprio per stimolarlo. Grazie. Per quanto riguarda la formazione non ho ancora deciso niente, deciderò dopo allenamento perché comunque devo vedere Pogba, Bonucci che hanno lavorato con la squadra, devo vedere chi ha recuperato dalla partita di martedì. I due ragazzi sicuramente Illing e Baranechea non saranno della partita perché ieri hanno giocato con la Next Gen vincendo una partita importante. Questo dimostra il fatto dell'importanza della seconda squadra, soprattutto ieri che era una partita importante perché comunque la Next Gen è l'unica squadra che può retrocedere ma non può partecipare al campionato di Serie D, quindi ieri era una partita decisiva e quindi quella partita di ieri avrà fatto crescere sicuramente i ragazzi sotto l'aspetto mentale. I ragazzi sono andati come è normale che sia, perché l'altro giorno mi sono fatto tirare fuori un po' di statistiche del Real Madrid e del Barcellona, che è diciamo quello più vicino al nostro, e ho visto di tutte le presenze dei giocatori del Real Madrid. Se siete curiosi andatela a vedere. Credo che Carvajal abbia 103 partite o 101 partite nella seconda squadra, 70 gli altri, ma in Italia purtroppo siamo ancora un pochino indietro, bisogna dare un'accelerata su queste cose, tanto speriamo che capiscano quello della primavera, che sarebbe un bel passo importante. Buongiorno Giovanni, guarda la Sky Sport, io le volevo chiedere di fare un piccolo passo indietro, visto quello che è successo nel post partita di Coppa Italia e le decisioni del giudice sportivo, se l'hanno sorpresa oppure no, la chiusura della curva eccetera. Ma quello che è successo, innanzitutto partiamo da un fatto, quello che è successo l'altro giorno in campo sono cose brutte da vedere nel calcio e non deve succedere, sia quello che è successo che quelli che sono arrivati, perché c'è qualcuno che è arrivato da sopra, e quindi credo che questo noi allenatori, i dirigenti devono essere da buon esempio, anzi da ottimo esempio, però capisco anche che purtroppo ci sono anche dei livelli, quindi capisco anche certe situazioni, quindi la cosa più importante è che, e di questo sono orgoglioso della Juventus, che comunque nel giro di 24 ore ha preso quelli che hanno fatto insulti razzisti, e soprattutto la Juventus combatte ogni tipo di discriminazione, scusate, nei confronti di tutti i gesti razzisti, che siano bianchi o che siano neri, non cambia niente perché siamo tutti uguali, però i gesti di discriminazione razzisti sono uguali per tutti. Quindi la Juventus su questo sta combattendo come bisogna combattere tutti, però bisogna essere bravi e da esempio noi, e quello che è successo sicuramente è una brutta cosa per il calcio. Quindi, e poi era strano perché dopo 95 minuti tranquilli, perché è stata una partita tranquilla, è scoppiato tutto e subito alla fine, infatti era Juventus Inter.
Quindi, detto questo, ora bisogna pensare al campionato e poi dopo prepareremo la partita di ritorno il 26 aprile, credo. Buonasera, Marco Bo, Tutto Sport. Volevo chiederle se secondo lei Chiesa adesso ha già i 90 minuti oppure è ancora meglio utilizzarlo a piccole dosi. Grazie. Ma no, su Chiesa sta meglio, e l'altro giorno quando è entrato bene, e domani dovrò decidere sicuramente se farlo partire all'inizio o portarlo di nuovo in panchina, perché comunque abbiamo tante partite, giovedì ne abbiamo un'altra, e quindi scusate, devo cercare di gestire le forze. Solamente domani credo, vediamo, però in difesa ci sarà qualche cambio, perché comunque sono giocatori che hanno giocato tanto. Buongiorno mister, Gallo Mediapason. Le chiedo di 2 giocatori in bilico che arrivano da infortunio. Per conto suo di Alexandro, se è pronto o se dovrà ancora aspettare, e dall'altra parte quando cambia la Lazio, se c'è Immobile o meno. Immobile è un giocatore diverso da quelli che ha davanti, perché è uno che attacca la profondità, è uno che comunque è bravo in area, è capocannoniere del campionato italiano, non ora, ma l'anno scorso credo, se non mi sbaglio. Per quanto riguarda Alexandro sta meglio, potrebbe essere della partita. Buongiorno, romeoagressicol.com. Le chiedo mister, in cosa è migliorato Gatti e in cosa può ancora migliorare? Grazie. Ma Gatti è migliorato, è normale che bisogna migliorare la velocità di passaggio, non solo lui ma tutta la squadra. Il secondo tempo, martedì abbiamo fatto meglio tutti come squadra, e però da quel secondo tempo sicuramente bisogna migliorare, prendere cose buone e le cose meno buone che non abbiamo fatto. Ecco. Tutti i giorni lavoriamo per cercare di migliorare le prestazioni successive. Buongiorno mister, Alberto Mauro, il Messaggero Juventus News 24. Volevo chiederle di Sarri, è stato uno dei casi rari di un allenatore che ha vinto lo scudetto ma non è stato confermato, secondo, qua alla Juventus ovviamente. Secondo lei cosa gli è mancato per meritarsi la fiducia? No, 2, perché anch'io errata la domanda. Come? Sì, ma anche Sarri aveva il contratto. Quindi errata la domanda, l'osservazione. Sono un po' rincoglionito oggi perché c'è un po' di tosse, però sono abbastanza lucido, mi è rimasta ancora un po' di lucidità, un po' di buona memoria. No, ho detto, Maurizio sta facendo un grandissimo lavoro, ma la cosa che quest'anno sta facendo molto bene è che comunque la squadra è molto più solida rispetto a qualche mese fa, e lo dimostrano i numeri. Tanto le chiedo scusa per la rettifica. Ma no, ma si scherza, cioè. Non ricordavo il particolare. Senta, Antonio Polinola di Bianconera, anzi, senti, ti chiedevo, hai elogiato le caratteristiche di Sarri della Lazio, però la squadra che patisce di più, la Lazio, quantomeno all'Olimpico, le statistiche dicono che sia la Juventus, e Sarri, se dovesse dire un allenatore che patisce, lo dicono i risultati, è Allegri. L'equazione come si chiude domani sera? Non vorrei che venisse fuori una partita come Allianz San Giovannese, un bello 0-0 senza un tiro in porta, visto che la Lazio ora è difficile attaccarla, è difficile farli gol, quindi sicuramente sarà una partita difficile, equilibrata, una partita importante, perché mancano 10 partite e i punti ora sono molto più pesanti. Salve mister, Odinino La Stampa. Senta, ma tornando invece a quello che è stata la decisione del giudice sportivo, cioè 2 fatti un po' colpiscono. La squalifica di Quadrado, quindi volevo capire se lei ha chiesto che cosa le è scattato in quel momento con Handanovic, e anche la chiusura della curva per la partita col Napoli. È vero che saranno dei ricorsi da parte della Juve, ma volevo un suo commento su queste due decisioni. Grazie. No, commento non c'è da farne, che ci sono gli organi di competenza che decidono, e in base a quello che viene scritto vengano prese le decisioni. Però noi bisogna pensare solamente a giocare, non facciamoci distrarre da quelle che sono le cose che a volte succedono in campo, perché non sarà né la prima e né l'ultima. Bisogna sicuramente essere più bravi a mantenere la calma. Spesso ho perso la calma anch'io, vedi la partita con la Salernitana che ho preso un turno di squalifica, però su queste robe qui bisogna essere un pochino più calmi, ecco, e secondo me ingigantiamo anche troppo un po' dopo la situazione, ecco. Era stata una bella partita, dispiace per l'episodio, però tanto è passato, bisogna pensare all'altro.
Sul Quadrato tanto è inutile, c'è da capire, si può capire o non capire, non lo so. C'è solo che ha preso 3 giornate di squalifica e quindi la Coppa Italia per lui è finita. Buongiorno, Dangiò, Rai Sport. Volevo fare anch'io un passo indietro, ma non parlando della Coppa Italia, ma quello che è successo nelle ultime ore a Roma e quindi anche in casa della Lazio, che sarà la prossima avversaria, visto le perquisizioni e l'attenzione sulle plusvalenze, visto che la Juventus c'è già passata. Cosa pensa e che consigli ha da dare in questo senso a Sarri, pensando alla reazione sul campo? Consigli non ho assolutamente da dare. Sono vicende politiche e giudiziarie a cui la Juventus pensa, lavora e si difende nelle stanze di competenza. Buongiorno mister, Timoteo Ormezzano, Corriere Torino. Rivolgo di nuovo la domanda del collega cambiando il verbo, mettendolo al plurale. Allora, cosa è mancato a lei e a Maurizio Sarri per essere confermati dopo lo scudetto in quell'occasione, in quelle 2 occasioni? Grazie. Andiamo indietro, su questo mi sono dimenticato, però sicuramente quando io parlo per me, non parlo per Maurizio, in quel momento lì era giusto dividersi e quindi ci siamo divisi, anche perché poi la Juventus ha vinto l'anno dopo lo scudetto. E quindi era giusto fare così, altrimenti magari non ci saremmo ritrovati dopo. La vita è così, è piena di bivi, di combinazioni, quindi a volte bisogna lasciare andare le cose e essere un po' fatalisti. Bene, se non ci sono altre domande chiudiamo qua la conferenza e vi auguriamo buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti.